Sapete come chiamiamo a Venezia la nebbia? La chiamiamo Caigo. Caigo. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di illustrazione, colore e di come si costruisce una carriera artistica tra tradizione e innovazioni. E per farlo ospitiamo Mattia Riami, illustratore e graphic designer veneziano che ha fatto del disegno non solo una professione, ma una vera e propria missione. Mattia ha iniziato da bambino con corsi di disegno e pittura, ha studiato al liceo artistico Guggenheim di Venezia e poi si è trasferito a Milano, dove ha ottenuto una borsa di studio allo IED, specializzandosi in comunicazione visiva e illustrazione. Da lì ha iniziato un percorso straordinario, ha lavorato negli uffici grafici di Love Therapy di Elio Fiorucci e per oltre 10 anni in Benetton, dove si è occupato principalmente di illustrazione per l'infanzia. Ma non è solo un professionista dello studio, Mattia è anche un insegnante, docente di illustrazione e graphic design alla Scuola Internazionale di Comics di Padova, fa parte del consiglio direttivo di Autori di Immagini, l'Associazione Nazionale degli Illustratori Italiani, ed è membro di Our Voice, organizzazione artistica e sociopolitica impegnata in progetti di engagement culturale. Espone nella Galleria veneziana Garance i Marion fin dall'inizio della sua apertura. Il suo lavoro è caratterizzato da un approccio ibrido, tecniche tradizionali che si fondono con le nuove tecnologie digitali, sempre con un'attenzione particolare al colore e alla ricerca estetica. In pratica Mattia rappresenta quella generazione di illustratori che non ha paura di sporcarsi le mani con pennelli e matite, ma sa anche padroneggiare il digitale con la stessa maestria. Benvenuto Mattia. Wow. Grazie, una presentazione pazzesca. Allora Mattia, prima di tutto vogliamo chiederti se c'è un momento che ti ricordi in particolare o quando hai deciso che l'arte sarebbe stata la tua strada e quindi come hai voluto intraprendere questo percorso. La prima pennellata. Sì. Allora, è una bellissima domanda, è difficile perché è difficile identificare il primo momento, però ovviamente posso dirvi che ho sempre disegnato, quindi chiaramente parte dall'infanzia, ma dall'infanzia tu non puoi immaginare che diventerà il tuo lavoro. Dunque io lo devo identificare in due momenti. Il primo è, fin da subito, ho sempre disegnato. Disegnavo i cartoni della Disney che guardavamo, i libri della Disney, mi piaceva tantissimo cambiare i colori dei personaggi, per esempio copiavo il genio della lampada di Aladdin e anziché blu lo facevo verde, ma questo era un gioco, quindi per me era un gioco ed era molto divertente. Ricordo che poi pian piano, oltre a disegnare, ho iniziato anche a dipingere, ma questo un po' più grande, quindi magari verso le medie. Ed è lì che ho iniziato a capire qualcosina in più. Per esempio il professore delle medie mi ha iniziato a spiegare che potrebbe anche diventare il tuo percorso. Non ha mai detto professione, perché comunque alle medie sei ancora piccolo, ma ha detto tu sei portato per l'arte. Mentre fino a quel momento per me era naturale, cioè normale. Infatti secondo me tutti, se voi ci pensate, tutti disegniamo, e da bambini tutti disegniamo. Io penso che gli illustratori e gli artisti siano solo quelli che continuano a disegnare, perché come scriviamo male da piccoli e disegniamo male da piccoli, poi continuando a scrivere miglioriamo la calligrafia e continuando a disegnare miglioriamo il disegno. Poi chiaramente devi essere portato, però c'è tanto questa cosa molto tecnica per cui alla fine un disegnatore è un bambino che non ha mai smesso di disegnare, come noi non abbiamo mai tutti noi smesso di scrivere. Se io avessi smesso di scrivere oggi scriverei come scrivevo alle elementari, con 5 stanghette della lettera E. Invece, siccome ho continuato a scrivere, oggi scrivo bene e ho fatto la stessa cosa con il disegno. Secondo me questa è la cosa interessante. E quindi il secondo momento è stato dalle medie in poi, dove ho iniziato a capire che poteva diventare un percorso di studi, quindi dalle superiori è diventato qui a Venezia un percorso di studi, e dall'università a Milano ho capito che poteva diventare una professione. Allora i momenti sono due, tutta l'infanzia e liceo e università sono arrivato a capire che sarebbe diventato un lavoro.
Non Cioè, so se ho subito risposto. dopo il liceo o anche durante il liceo dicevi ok, No, questa dopo è la il mia. liceo. Ok. No, ho sempre detto questa è la mia, sempre, Ok. sempre. Ma veramente capire che fosse un lavoro possibile dopo il liceo, perché durante il liceo era comunque una mega confusione, perché io disegnavo, ma non sapevo se avrei voluto fare fumetto, illustrazione, pittura, e anche di pittura. Non è che è un lavoro, cioè sì e no, nel senso tu sei un pittore, sei un artista, ma non è un lavoro, è una strada per cui ti guadagni da vivere e magari, cioè io spero un giorno di fare quello, perché oggi faccio una professione che è illustrazione, bellissima, ma comunque è una professione, quindi è un lavoro. Invece il mio sogno è non lavorare più e dipingere e essere pagato per questo, che è Avere più diverso. libertà espressiva sarebbe. Sì. Adesso sto un po' esagerando, sto un po' scherzando, ma è davvero difficile definire il confine. Quindi io ho sempre pensato farò questo, ma ho iniziato a capire, ok, ci posso anche guadagnare da vivere dopo il liceo, perché non ero maturo per capirlo, quindi grazie all'università. E dopo l'università ho iniziato a farlo con step by step e fatica. Quindi il tuo percorso universitario comunque ti ha aiutato, vabbè, ovviamente a concludere e ti ha aiutato anche, così domanda proprio a bruciapelo, ti ha aiutato a introdurti nel mondo del lavoro o ritieni di essere stato abbastanza, diciamo, self-employed, quindi ti sei buttato, hai trovato tu i primi lavori, hai scoperto tu come funzionava? Cioè, Entrambe le cose. Allora, devo dire sì, la scuola mi ha aiutato tantissimo nel programma di studi, perché è un programma all'università parlo. Io ho Sì. fatto lo IED di Milano, e c'è in tutta Europa, sarebbe Istituto Europeo di Design, io l'ho fatto a Milano, e a livello di studi mi hanno insegnato veramente come si lavora. Quindi io ero pronto a lavorare come illustratore, come stavo dicendo poco fa, cioè non è solo essere capaci di disegnare, ma applicarli a un mondo del lavoro. E poi mi ha anche aiutato a trovare degli stage, in effetti, che mi hanno Ok. dato il via. La parte che invece ho fatto da solo è che comunque in questa professione bisogna essere davvero intraprendenti, perché è facilissimo perdere l'entusiasmo, siamo tantissimi più bravi di me, e quelli più bravi di me c'è qualcuno più bravo di loro, eccetera. Quindi è veramente difficile mantenere l'entusiasmo, la positività e la fiducia. Dunque, certo, tu puoi fare anche lo stage e poi finisce lì, quindi è stata una spinta fortissima da parte della scuola, però devo dire che non ho mai mollato l'entusiasmo, ecco, e quindi la ricerca anche di piccoli primi lavori da solo che goccia dopo goccia costruiscono il tuo cammino. cosa ritieni quando definisci illustratore bravo? Cioè, chi è per te un illustratore bravo? Cosa significa essere più bravo di te? La velocità, la mano, il tratto, l'originalità? Sì, anche Molto questa- soggettiva, sì, molto... sì, super domanda, è super soggettiva, ma bella, bellissima. Allora, quindi secondo me posso rispondere per me, perché appunto ognuno ha i suoi parametri. Per me un illustratore che io ritengo più bravo di me, lo ritengo a livello di tecnica, perché ci sono tante persone che riconosco abbiano una tecnica proprio molto più precisa della mia. E poi invece a livello di creatività, di gusto, in effetti ognuno ha il suo. Sono contento perché in effetti è un mondo molto libero, dove per fortuna me la cavo abbastanza bene, però tendo, non dico a essere, come si può dire, autosabotatore, La sindrome ma la sindrome dell'impostore. dell'impostore no, non ce l'ho, perché facevo anche questo discorso pochi giorni fa con la mia compagna e sono arrivato alla conclusione che io non ce l'ho. Lei invece, io pensavo di averla, invece lei, parlando con lei, mi ha detto no, tu non ce l'hai, e lei dice di averla. E quindi non si tratta di questo, ma non credo di essere il numero uno, capito? Però penso che ho trovato il mio modo, quindi me la cavo sempre. Ma ammiro tantissimo quando vedo una persona che invece, oltre ad aver trovato il suo modo, ha una tecnica assurda, tecnicamente brava. Anche se devo dire che a volte, almeno oggi, qualche volta la tecnica può essere anche non fondamentale, perché l'importante è quello che trasmette l'emozione. Chiaramente un minimo di tecnica ci vuole, perché sennò faremmo delle schifezze e basta. Cosa molto facile oggi nell'arte. Però, quindi io per me, come Mattia, ammiro quelli che hanno una tecnica molto potente, li guardo e penso, ok, devo migliorare la tecnica, perché la fantasia, la creatività ce l'ho, se aggiungo quel pezzetto di tecnica spacco ancora di più. Invece per qualcun altro può essere altro, giustamente come hai detto tu, anche la velocità a livello di lavoro è super richiesta.
Anche lì io sono abbastanza veloce, però lo trovo un po' triste perché diventa tutto performance e non è solo quello. Chiaramente è un lavoro, quindi è giusto anche che ci sia la performance, ma non solo, cioè non mi piacciono quei clienti che dimenticano che sì, è un lavoro, ma è un lavoro di un certo tipo, quindi Una balance tra tecnica e... Esatto. Cioè, scusami, tra tempo e qualità. Esatto. Meno tempo mi dai, meno qualità forse a volte riesco a dare. Sì, guarda, se vuoi, se mi posso allacciare, io sono tornato la settimana scorsa da 2 mesi in Cina e lì sì, e ho fatto una residenza artistica che poi si è rivelato essere Spiegaci un ancora di attimo, allora, perché ci hai buttato una bomba. Allora, tu sei andato Sì. in Cina Sì, invitato o hai vinto un bando? sono andato invitato. Ok. Ho un agente che mi rappresenta in Cina, Ok. in tutta sì, la Cina, diciamo l'Asia, ma la Cina. In che città sei stato? Sono stato ad Hangzhou, Hangzhou. se lo dico bene. Hangzhou è molto vicino a Shanghai, è un'ora Ok. di treno. Lì è tutto enorme, quindi molto vicino è una parola, però è più o Un'ora meno di treno. geograficamente lì. Sì, Verona, Venezia, dai. Sì, siamo sì. lì. Quindi a Hangzhou si dice, è bellissima, una città attorno a un lago, bellissima, proprio bellissima, piena di verde, di tecnologia e di storia insieme. Ed le residenze artistiche sono molto comuni nel mondo dell'illustrazione, hanno varie formule, spesso sei invitato, quindi ti pagano l'alloggio, in questo caso non mi hanno pagato il viaggio, ma solo l'alloggio, va bene lo stesso, incredibile esperienza, e poi mi hanno pagato tutto quello che abbiamo sviluppato insieme. Quindi la mia produzione artistica, che è stata una restituzione della mia impressione della città, e poi lì ho fatto tante attività. Ho fatto dei workshop agli studenti della scuola d'arte della città, che si chiama China Art Academy, ed è una delle più grandi di tutta la Cina, mi hanno detto. Quindi lì ho fatto dei workshop e ho fatto delle conferenze, un sacco di attività, e stavamo dicendo questo per la velocità, perché in Cina è tutto velocissimo. Quindi come dici tu, da un lato ho imparato che si può fare tutto, adesso qui mi sembra tutto più facile, però non sempre la velocità è qualità, nel senso lì abbiamo fatto delle cose bellissime, ma mi sono trovato tanto con l'acqua alla gola. Sì. E questo come ha influito poi nella tua produzione artistica là, nel tuo lavoro là? Appunto mi ha tirato fuori, la Cina mi ha dato proprio 2 visioni, sempre duale per me, cioè sempre doppia sensazione. La cosa positiva è stata che mi ha fatto capire che posso fare sempre di più, che a volte noi qua diciamo ah no è impossibile, per martedì per dire è impossibile, e invece è possibile, perché lì non puoi dire di no. Ti fanno pensare che puoi dire di no, ma alla fine non puoi dire di no. Ma questo lo dico in senso positivo, cioè davvero io ho fatto tantissime cose, cioè in una giornata veramente sembravano 5. E questa cosa l'ho letta anche in internet, cioè ho visto che hanno impressione di tutti quelli che vanno in Cina. Intanto è molto più bella di quanto noi pensassimo, è veramente ipertecnologica, non ho mai toccato mai più il portafoglio, i documenti, solo tutto col telefono. Quindi se ti si scarica la batteria sei morto. Tutto col telefono. Ho comprato quella famosa cover da anziani con la tracolla, perché sempre il telefono in mano praticamente, ed è tutto fattibile, cioè veramente loro hanno organizzato la mia mostra. Io sono stato lì 2 mesi, quasi 2 mesi, e ho disegnato intensamente gli ultimi 6 giorni, per dire. Quindi vuol dire che gli altri giorni ho fatto 3000 altre cose, e io tutti i giorni dicevo ok, ma devo disegnare, quando disegno, ma intanto facciamo questo, quello. Quindi 1, ho fatto 1000 cose e ho capito che posso farle. 2, ho fatto una mostra intera, monografia, come si può dire, solo exhibition, in 6 giorni alla fine. E qui in Italia io avrei detto no, è impossibile, capito? Quindi mi hanno veramente aperto Qual la era il mente. tempo più breve in cui avevi fatto una cosa simile in Italia? Ma nessuno, se non forse proprio all'università, dove alla fine, avendo tanti corsi, hai sempre tante cose da fare. Ma poi sì, anche nelle aziende in cui ho lavorato, ma c'è così poco mai, perché cavolo, alla fine 6 giorni, veramente. Avevo già visto, viaggiato, fatto delle prove, degli schizzi, però il cuore e la ciccia della mostra l'ho fatta veramente in 6 giorni, e nel frattempo loro
hanno trovato un posto da ristrutturare, non da zero ma da sistemare, l'hanno sistemato e hanno realizzato lo spazio espositivo della mostra, hanno realizzato le cornici e hanno scansionato i disegni che nel frattempo facevo, quindi un'efficacia incredibile. E allora ancora una volta la velocità è interessante nel nostro lavoro, in questo caso ha funzionato, ma io continuo a pensare davvero che chi va piano va sano e va lontano, perché ok, è stata un'esperienza figa, mi ha dato una spinta, però secondo me non può essere sempre così. Cioè quotidianità sarebbe molto più hard, insomma, ti Sì. hanno pushato, push Sì. to the limit, e ci sta, Sì, un bel sì. esperimento. Sì. Alla fine secondo me non è vero che l'hai fatta in 6 giorni, l'hai fatta in 2 mesi, perché tutti i giorni prima erano di ricerca, hai assorbito, comunque hai sempre fatto lavoro di ricerca, anche inconscia, ecco. Sì, è vero. Però come dici, poi la cosa pratica, l'output è stato di una settimana, quindi comunque è stata una bella sfida che magari sicuramente poi faremo vedere l'immagine, comunque vedremo, siamo curiosi di visionare. Ma un'altra cosa che volevo capire, cioè tu hai fatto i workshop, quindi tu ti sei anche interfacciato con uno stile scolastico diverso, Sì. anche se viene dallo IED, che per insomma voci, anche io ho avuto amici che hanno fatto IED in varie parti d'Europa, mi hanno sempre, insomma, nel bene o nel male lodato lo IED comunque con qualcosa di molto più professionalizzante per una serie di contatti, ma anche perché ci sono sempre un giro di professori molto, diciamo, pratici, che vengono da esperienze lavorative importanti. Quindi come hai visto questa importante università d'arte cinese? Cioè noi siamo abituati a vedere la Cina, tecnologia, fabbrica, Sì. ancora tecnologia, ottimo cibo, ma ancora fabbrica, tecnologia, quindi siamo molto, difficile per noi nel nostro immaginario sbagliato, occidentale, dire un bravo artista, sì, ci sono, li vediamo alla Biennale, li vediamo in giro qua a Venezia, ma come hai visto questa giovane generazione cinese di Allora, artisti? Come sì. ti sono sembrati? Curiosi, provocatori, oppure un po', diciamo, insomma, come ti sono... Una tua Allora, impressione personale, Mi viene da ridere che potrei rompere tutte le aspettative dicendo che davvero tutto il mondo è paese, perché mi sono sembrati identici a livello di carattere agli studenti che ho anche a Padova, cioè bravi ma molto timidi. Sono tutti timidi, tutti quanti. Allora, ho trovato un livello altissimo di tecnica, sia digitale che manuale, e sono rimasto veramente colpito dalla stessa timidezza che trovo anche in Italia. Cioè, quando facevo le conferenze sono interessati, però poi non pongono domande alla fine, poi finisce tutto, ci alziamo e vengono in 6 a farmi le domande. E tu dici, ma scusa, un minuto fa abbiamo chiesto di fare le domande. E questo succede sempre anche in Italia. E la stessa cosa durante i workshop, quindi abbiamo fatto 8 giornate, mi sembra, di tutto il giorno, 4 ore, pausa 4 ore, e quindi abbiamo passato tanto tempo insieme, e lì sono bravi, disegnavano molto bene. Io gli ho fatto provare delle cose molto europee che loro mi hanno chiesto, i loro professori, ed era questo l'arricchimento che cercavano, perché hanno un modo diverso di vedere le cose, e gli è piaciuto tanto, si sono divertiti. Però appunto all'inizio anche io mi chiedevo, ma si staranno divertendo oppure no? Perché all'inizio li vedi sempre molto distaccati, e in realtà si stavano divertendo, perché poi me lo dicono, quindi c'è sempre quel momento in cui dici, boh, forse stanno pensando che fa tutto schifo quello che stiamo facendo, che è ridicolo, capito? certo. Però questo, diciamo, il fatto che l'entusiasmo non fosse chiaro nell'aria è una cosa che hai riscontrato, che riscontri anche in Italia? Allora, sì, ma meno. È vero che in Cina hanno una riservatezza ancora più estrema, ma è questo in generale tutte le persone. Cioè in Cina io abbraccio sempre tutti nella vita, in Cina non ho abbracciato nessuno perché vedevo che non era prassi. Non era cosa. No, mi trattenevo, forse l'ho fatto gli ultimi giorni con quelli della residenza che mi hanno ospitato e vedevo che non era abituale. Bella pacca sulla spalla. Sì, esatto. Però vabbè. E poi quindi sì, hanno una timidezza un po' diversa perché sono riservati, e effettivamente poi loro mi hanno scritto in privato dei messaggi sui social. Loro hanno dei social diversi che io ho utilizzato, e mi hanno scritto che bello, era da tanto che non ci liberavamo così, perché nelle tecniche diverse europee abbiamo sperimentato delle cose molto liberatorie, e quindi mi hanno scritto che era da tanto che non si divertivano in quel modo.
quindi io mi sono molto rassicurato. Soddisfazioni anche Sì, personali, sì, dai, perché sì, comunque sei sì. riuscito a trasmettere. Sì, è stato molto bello. C'è questo fattore di trasmissione nel tuo lavoro, ce l'hai sicuramente a livello didattico nella scuola, però anche un po' in tutto quello che è il tuo lavoro, e ti senti parte di una comunità di illustratori italiani. C'è questa appunto visione comunitaria di voler trasmettere un certo tipo di messaggi e di questioni che accomunano. Sì, secondo me sì, c'è sempre stata una forte comunità di illustratori italiani e che si raduna attorno ai grandi festival più famosi dell'illustrazione, a Bologna, anche allo IED stesso o alla scuola comics stessa. E sì, per fortuna vedo che c'è anche solidarietà, sia quando succedono cose tipo in questo momento delicate dove tanti illustratori come possono mettono le loro opere in beneficenza o per comunicare dei messaggi, e sia a livello anche di aiuti. Quando io ero studente chiedevo tantissimo ai miei professori e ancora oggi chiedo consiglio ai miei ex professori o qualcuno mi chiede a me, anche a livello di prezzi, di consigli su come gestire quel progetto, quindi c'è una comunità e secondo me è importante perché appunto è un lavoro delicato, diverso, ed è bello un po' proteggersi e chiedere consiglio. Dai, allora ti chiedo, no, vabbè, puoi dire anche un paio così non si offende nessuno. Chi sono stati i tuoi maestri? Ah beh sì, no, io Sia ne diretti potrei che dire indiretti. tantissimi. Sì, beh allora della scuola mia allo IED, proprio maestri in tutti i sensi, sia della scuola che di questo mestiere, sono stati Paolo Rui, poi sono stati Paolo Daltan, due Paoli. I Paoli. Sono due illustratori. Grandi, salutiamo. Sì. Sono Dario Albini, che è un super mega designer grafico, e lui fa proprio dei corsi ancora oggi per aiutare giovani designer. Ok. Quindi già me l'aveva fatto a scuola e oggi lo fa anche di per sé come oltre al suo lavoro. E ce ne sono tantissimi, tutti i miei vecchi professori. Qualcuno che non hai mai incontrato, comunque qualcuno che ti ha ispirato nella tua carriera, comunque sei eri fan da fin da giovane, ancora Sì. prima di pensare Sì. che diventasse una professione. Sì, beh allora quando ero più piccolo a livello di fumetti mi piaceva tantissimo un fumettista che si chiama Alberto Ponticelli, e poi l'ho avuto come prof allo IED. Quindi grande onore. Sì, e non sapevo perché non avevo, c'era la lista dei prof ma non l'avevo letta tutta. Sorpresa. Sorpresa veramente, non lo sapevo, l'ho visto e ho detto no, impossibile. E quindi gli avevo portato un fumetto da firmare, quindi anche lui grande maestro. E poi che invece non ho mai incontrato sono GP, che è un fumettista che mi piace tantissimo. Poi senza parlare ovviamente dell'arte diciamo classica, antica, se no più di quelli, parlo di illustratori, ecco. Poi mi piace tantissimo Lorenzo Mattotti, che è l'illustratore che ha sempre fatto per anni e anni le illustrazioni del Festival del Cinema di Venezia. E quest'anno un altro maestro che conosco, però non è stato mio professore, per la prima volta ha preso il suo posto, ed è Emanuele Fior, che è un altro fumettista e illustratore italiano che ha vissuto tanto in Francia e adesso vive qua a Venezia. Loro due sono per me dei maestri veri, appunto la tecnica di prima, loro sono due maestri della tecnica. Allora, indubbiamente si sa che in Italia non siamo scarsi in poche, cioè siamo scarsi in tante cose, ma siamo molto bravi in tantissime altre cose, e sicuramente anche il tuo settore ci rende onore, dai, in giro per il globo. E ho notato che i nomi che mi hai fatto, ma a meno che non mi sia sfuggito, sono tutti italiani, quindi hai una forte scuola italiana, cioè magari io inconsciamente mi aspettavo che mi sparassi qualche nome, sai, americano, inglese, tedesco, invece vedo che mi sei rimasto su, quindi si può dire che sei di tradizione di scuola italiana. Sì, allora perché sto parlando appunto di persone che mi hanno influenzato nella vita attuale, quindi che ho incontrato nel mio cammino, sia fisicamente che non, ma magari in libreria. Certo, ci sono tantissimi stranieri, però intendo, forse ho preso anche la domanda in modo più intimo, quindi ho parlato delle persone che ho incontrato in che hanno qualche modo. impattato, certo, sì, ha risposto. E poi sì, ci sono tantissimi stranieri, per esempio oggi un'illustratrice russa ma che vive a Bologna, quindi vedi che l'Italia si ritorna. c'è sempre, è Victoria Semichina ed è bravissima, anche lei è estremamente espressionista, come piace anche a me. Però è anche tecnicamente bravissima, quello che appunto dicevo prima, e lei è simpaticissima. L'ho incontrata per la prima volta
proprio a Bologna l'anno scorso alla Fiera del Libro di Bologna, grazie ad Autori di Immagini, l'associazione di cui faccio parte, e gli abbiamo fatto un'intervista. E lei ho scoperto anche dal vivo che oltre ad essere bravissima è simpaticissima. E quindi sì, la comunità degli illustratori è molto interessante. Poi sicuro, chiedo scusa, ho dimenticato un sacco di nomi. No, ma però io chiedo scusa io che non ne conoscevo neanche uno, quindi chiedo prima scusa io, però è molto interessante perché anche chi ci ascolterà come io dopo questa intervista andrò a vedermi nome per nome perché sono curioso, quindi già questo ci hai dato un input. Sì, devo dire che quindi ci hai dato per curiosità di vedere anche insomma nuovi nomi, nuove... Sì. Si è sempre insomma ignoranti in qualcosa ed è sempre bello scoprire, soprattutto grazie anche a queste chiacchierate che ci dai degli input. Però io volevo un attimo tornare indietro, rimanere sempre Italian style. Abbiamo parlato del mondo veloce, Cina, però scusami, tu sei stato a Milano, io non grande fan di Milano, scusate, anche Milano è una bella fast life. Sì. Cioè, quindi com'è stato questo approccio da veneziano? Esatto. E sei andato a Milano e poi sei tornato, giusto? E infatti. Quindi com'è questo comeback? E infatti sono tornato a Venezia, che amo tantissimo. Sì, Milano mi è piaciuta molto, ma oggi non ci vivrei. Sembra una frase fatta, ma è così. È quello che penso io, quindi vabbè, non è fatta, è vero. No, dai, scherziamo ovviamente, sì, scherziamo amici di Milano. Appunto, esatto. Oppure allora, no, però. Ho studiato esatto. Per me, per studiare è stata incredibile. Perché, una scuola di vita. Ma sì, perché nel momento dello studio tu sei libero perché stai studiando, non stai ancora lavorando, quindi sei in un momento di scoperta, di libertà, ed è stato bellissimo. Anzi, appunto, venire da Venezia, che comunque è internazionale ma è piccola, era bellissimo. Cioè io mi sentivo veramente a New York perché era a Milano, cioè vedevo che ero lì, studiavo lì, camminavo per la città. C'erano anche l'idea, sai, che tutte le star sono a Milano, italiane. Non che a Venezia scarseggi. No, certo, però capito, era un po' una cosa che sentivo, cavolo, sono nel centro d'Italia per quello che riguarda i miei studi. Certo, quanti anni hai fatto a Milano? Ho fatto dal 2009 al 2012, ho studiato lì, quindi sono 3. E poi ero stato lì prima per fare delle esperienze di un altro anno, quindi 4 anni. Ok. Sì. Vabbè, che comunque... Sì, no, ci sta, i 3 significative. anni... sì, 3 anni di studio sono stati bellissimi, però... E mi piaceva tutta quella velocità, mi piaceva molto perché mi ha fatto attivare. Esatto, qui mi sentivo che era troppo piccolo per me. Per quello ti dicevo prima che quando ero qui al liceo non avevo ancora scoperto tutte le possibilità di questo lavoro. Lì le ho scoperte, quindi questa velocità mi ha insegnato e mi ha svegliato. Poi però verso la fine della scuola è stato bello tornare. È stata comunque una scelta forzata perché io sinceramente avevo finito tutte le mie finanze, cioè tutti i soldi che avevo li ho usati per pagarmi la scuola. Purtroppo è una scuola molto costosa e io ho fatto dei lavori normali per pagarmela. Poi mi ha aiutato anche la mia famiglia, però non è stato facile. Però è stato un investimento, cioè tornando indietro lo rifaresti questo investimento? Sì, assolutamente. Cioè è stato un investimento che comunque sei soddisfatto. E alla fine della scuola tu quando finisci parti da zerissimo, e puoi fare piccoli stage, assistente, piccoli primi lavori, ma nel frattempo devi campare. Allora, o vivi o sei di Milano e ti puoi permettere di vivere dai tuoi, eccetera, oppure se come me ti devi pagare un affitto, io non avevo più questa possibilità. Quindi ho detto, sai che c'è, ho anche piacere di tornare a Venezia per cambiare aria e poi devo farlo per forza. Tu sei veneziano dell'isola o veneziano? Dell'isola. Sono veneziano dell'isola, nato qui, e poi la mia famiglia in realtà, quando dopo il mio asilo, si sono spostati a vivere appena fuori, a Mira. Ok. E quindi ti mancava la casa delle girandole? Esatto, sì. No. Perché Mattia, vabbè, magari la metteremo fra una delle sue opere, è questa casa delle girandole, che era una famosa casa in cui i bambini andavano a Venezia piena di girandole, che è una cosa che non c'è più. Mm-hmm. E hai trovato, immagino, un grande cambiamento quando sei tornato? Sì. Meglio, peggio, come questa Venezia, una nuova Venezia. Non ne parliamo ora. mai di Venezia, di cos'è la Venezia di oggi. È una cosa che chiediamo a tutti gli ospiti perché è importante, è proprio una testimonianza antropologica, secondo noi.
Allora, io Venezia la amo tantissimo e la amerò sempre, sono qua. Purtroppo l'ho trovata in peggio, ma spiego perché, ecco appunto, perché è importante e grazie. No, in realtà sono stato contentissimo di tornare qua. In realtà è anche un onore vivere in questa città ed è anche un po' una scelta anche politica, perché è molto difficile vivere qua, perché mancano gli alloggi, mancano le case, vengono date ai turisti, eccetera, eccetera. Quindi è anche una scelta, sì, sociale e politica, perché vivere appena fuori Venezia sarebbe molto più comodo, perché costa meno, hai la macchina e tutto, però è una scelta radicale, altrimenti abbandoniamo questa città e muore definitivamente. Io appunto sono cresciuto fuori, perché i miei dalle scuole elementari sono andati appena fuori, quindi ho fatto l'asilo qui, poi le elementari fuori, le medie fuori, le superiori qui perché non c'erano a Mira, ho fatto l'istituto d'arte qui, e quindi l'ho vissuta sempre da pendolare, venendo magari dai nonni, dagli zii, quindi l'ho sempre vissuta, ma non più come un veneziano tipico qua, e secondo me è stato un bene, perché così non l'ho mai data per scontata, cioè a me mancava sempre, io dicevo sempre voglio tornare, e io ho la patente, però da quando sono qui non ho più la macchina, perché, cioè, capito, Certo, sì, l'ho abbandonata, e mi è sempre mancata. E quindi quando sono tornato finalmente, in realtà dopo la scuola sono tornato, ma ho vissuto a Treviso perché ho lavorato per Benetton, sempre qua in zona, sempre vicino, però ancora una volta fuori. Finalmente a Venezia da residente sono tornato da quasi 5 anni, e quindi è da 5 anni che la sto riscoprendo, e sto riscoprendo tipo i posti che hanno aperto in questi anni, io li sto scoprendo adesso perché non c'ero tutti gli anni precedenti, e se c'ero ero da pendolare, quindi non è che li frequentassi così tanto, e quindi è bellissima questa riscoperta. E la cosa che ho detto che l'ho trovata in peggio è per quanto riguarda quello che dicevamo poco fa, cioè la difficoltà nel trovare una casa, i prezzi, e anche la difficoltà nel, per esempio, avere dei negozi, delle botteghe che oggi stanno chiudendo, quelle più storiche, e ci sono tutti i negozi un po' di chincaglierie del cavolo, vorrei dire. Anche io, per esempio, il mio studio ce l'ho in casa, perché non mi posso permettere di avere uno studio a Venezia, fuori. E sarebbe bello perché potresti, a parte aprirlo qualche volta anche al pubblico, quindi fai anche open studio e fai vedere un po', e poi è interessante separare i luoghi, e daresti vita a questa città, perché tu non hai solo alberghi e negozi appunto di piccole cianfrusaglie, non so come chiamarli, e poi ipernegozi costosissimi, ma avresti anche negozi di vita vera. Ce ne sono, perché per fortuna ce ne sono, anzi conosco appunto delle amiche che hanno uno studio di illustrazione, si chiama Studio Foreste, qua a Venezia. Poi c'è la galleria appunto Grand Marion, dove io sono esposto, e siamo in 20 o 30 ormai illustratori, e loro sono invece francesi, quindi guarda un po', 2 francesi hanno scelto Venezia. Ancora una volta, Venezia è veramente romantica, bellissima, però è tanto difficile, e sarebbe bello che ci fossero dei piccoli aiuti. Io non so che tipo di aiuti, ma capito cosa intendo, altrimenti è ovvio che andiamo tutti a Milano eccetera. Io non voglio tornare a Milano, sto benissimo qua. Ho preso il barchino di mio nonno e l'ho ristrutturato, e questo barchino ha 53 anni e io l'ho ristrutturato ed è una figata, una meraviglia, ancora funzionante. È una figata, cioè Bello. sì, questa è proprio la cosa più bella, perché mi ha riportato all'infanzia di Venezia, il barchino. Però hai parlato di un tema importante, hai detto che si sta affrontando in 1000 sedi, quindi è una cosa che proprio sta martoriando, diciamo, chi è amministratore oggi e soprattutto per le generazioni future. Vabbè, tu hai avuto le tue esperienze, la domanda è semplice. Che consiglio diamo a queste nuove generazioni? Adesso non sto dicendo un manifesto, ma bensì a chi è interessato al tuo settore a Venezia e non, però proviamo a stare sul veneziano. Cioè, cosa consigli a un giovane ragazzo che esce adesso dal liceo, magari il tuo stesso liceo, o comunque ha finito lo IED in qualsiasi parte d'Europa, eccetera, ed è interessato, cioè, quali sono le sfide? La domanda proprio secca, quali sono le sfide secondo te di questi nuovi giovani illustratori? Non che tu sia vecchio, però No. del nuovo, cioè proprio quello che è appena entrato adesso, è appena descritto un po' un campo molto competitivo, Venezia è ancora più difficile, Sì. o sei veloce o ti arrangi, magari c'è gente che ha i vari tempi, cioè sono molti temi.
Sì. nuove generazioni del tuo settore e poi focus su Venezia. Così, una piccola riflessione. Beh, allora appunto, intanto sembra anche questa una frase fatta, ma di non mollare mai perché è difficile, e soprattutto di ricordarsi che questo è un lavoro, perché a me c'è anche il rovescio della medaglia, non bisogna neanche rendere tutto troppo facile, cioè io domani non mi posso improvvisare musicista. Certo. Sarebbe bellissimo, io purtroppo non suono nessuno strumento e sono consapevole che non posso fare il musicista, punto. Come Lavoro, quindi io potrei farmi un corso, studiare e fare il musicista per passione, magari anche con dei risultati belli, buoni, capito? Però non posso pretendere che in pochissimo tempo diventerò un professionista musicista, perché non funziona così, cioè bisogna studiare e bisogna studiare tanto e bisogna avere anche delle predisposizioni, quindi se si è usciti dalla scuola, prima di tutto bisogna vedere se si è studiato abbastanza e se si è pronti, altrimenti ci sono anche dei master, eccetera. In più, comunque non si è mai pronti e bisogna continuare a studiare e a questo punto sul campo. Dunque, non pensare di essere già arrivati e continuare a sperimentare, studiare, chiedere, ma allo stesso tempo non abbattersi, perché appunto tutti hanno il proprio stile e il proprio spazio. Secondo me appunto basta avere anche per esempio per un fumettista si possono anche avere delle idee molto brillanti e non dei disegni incredibili, ma se le idee sono brillanti e tu trovi il tuo modo di sintetizzare il disegno, al pubblico piace leggere quella storia perché è la tua storia brillante. Quindi non mollare, non dire ma io non so fare l'anatomia perfetta, ma chi se ne frega, se la tua storia è fighissima, fai un'anatomia assurda, ci sono un sacco di disegni non appositamente non con anatomia giusta, brutti, ma c'è una fumettista che si chiama Disegni Brutti, si chiama così, ecco, quindi per dire, capito? E è nato da questo, perché lei avrà detto sicuro, mi avranno detto 1000 volte che non faccio l'anatomia giusta e lei si sarà chiamata così, ma le sue storie sono vendute e bellissime, perché sono le storie che contano, quindi di non abbattersi anche nell'illustrazione, non solo fumetto, trovare il tuo modo, continuare e soprattutto veramente iniziare a fare piccole prime esperienze, perché devi accumulare dei mattoncini di esperienza. La prima cosa più facile sono i concorsi, è strapieno di concorsi e i concorsi sono o gratuiti o con una piccolissima quota di partecipazione e tu hai solo vantaggi, perché puoi vincere il primo premio, quindi vinci i soldi e anche la notorietà, e poi puoi vincere, oppure se non arrivi primo ma magari vieni selezionato ed esposto, iniziano a parlare di te. Quindi concorsi per primo, se è possibile magari appunto viaggi o residenze artistiche anche più piccole, e poi preparare accuratamente i propri lavori migliori in un piccolo portfolio, sia online che in un PDF se si vuole, e quello mandarlo. Lo so che appunto fa paura, ma bastano anche 5 lavori, devi esserne sicuro tu, i tuoi lavori più belli, e mandarli, perché il problema dell'inizio è che tu non hai uno storico di clienti, però è anche normale. Quindi se comunque tu fai dei lavori interessanti, non è detto che ti dicano di no, perché se vedono che i disegni sono belli e tu ti presenti in un modo professionale e anche umile, nel senso che non dici sono un figo, sono uscito da scuola e spacco tutto, no, dici guardi, io sono uscito da poco, però questo è il mio stile, ho fatto questi concorsi, sono disponibile, anzi se hai anche dei suggerimenti sono qua, e magari metti 5 disegni che sono belli. Tutti noi abbiamo iniziato così, quindi qualcuno alla fine dirà ma sì dai, non ho magari dei progetti più piccoli che non hanno budget, ti chiamano. Quindi io consiglio questo. E per tornare a Venezia, quindi focus su Venezia, intanto volevo aggiungere una cosa a quello che ho detto prima, cioè non è tutto un deserto, ma ci sono molti amici illustratori che ho che hanno degli studi qua a Venezia, magari in condivisione, appunto per abbattere i costi. Ce ne sono tanti e in realtà negli ultimi anni ho visto anche un aumento di illustratori anche di altissimo livello, come dicevo prima Manuele Fior, che hanno scelto Venezia. Manuele Fior è bravissimo, mega professionista, potrebbe vivere dovunque e ha scelto Venezia, e ce ne sono anche altri. C'è Matteo Alemanno che è un fumettista e è docente all'Accademia di Belle Arti di Venezia,
ce ne sono veramente tanti e questo mi dà molta gioia. E quindi a Venezia in realtà secondo me il problema è questo: se tu vivi a Milano, a Londra, Parigi, è più facile che uscendo e anche semplicemente chiacchierando con i tuoi contatti incontri qualcuno che ti può dare dei lavori. Qui a Venezia magari è un po' più difficile perché veramente siamo pochi e anche quelli che ho menzionato prima e me compreso magari abbiamo anche dei clienti fuori Venezia o fuori dall'Italia. Quindi a Venezia magari per cominciare è un po' piccolina, sarebbe interessante fare un'esperienza fuori, però tramite internet oggi comunque si può fare tutto. Se tu ti trovi dei clienti fuori puoi vivere anche qua a Venezia e lavorare con internet. Io poi non sfrutto mai questa cosa, ma noi veneziani potremmo sfruttare tantissimo il fatto di parlare, io non ho voglia di fare questo, di parlare di Venezia attraverso i tuoi disegni, io non ho voglia di farlo, forse sbaglio, però... Però un po' lo fai, c'è Sì. sempre un po' Venezia. Sì, ma allora quello sì, cioè nel senso dentro i miei disegni c'è Venezia, è ovvio, per quello e sono contento, ma quello che stavo dicendo è che volendo uno potrebbe facciamo il tour di Venezia, cioè io ti porto in giro per la città, workshop 10 persone, mi paghi e facciamo anche i disegni, oppure facciamo il tour in barca, stessa cosa, ma io queste cose non ho voglia di farle perché rientrano in quel giro, almeno io sono fatto così, che mi fa troppo Cioè intendi turismo. potresti fare di Venezia un business, Sì, potresti usare sì, Venezia, ma non lo vuoi fare. tantissimo, ma non ho proprio voglia io, ma è un carattere mio, non sto dicendo che sia sbagliato, io non ho voglia, ma tantissimi mi dicono, ma perché non fai questo? Perché non c'ho voglia, capito? Io voglio disegnare, sono un illustratore, non sono per forza un illustratore di Venezia. Poi chiaramente, essendo di Venezia, sono entrati tante cose di Venezia nel mio lavoro. Se vuoi ti racconto. Sì, io conosco. Sì. Però prima, quando hai detto questo, mi riferivo al fatto che, cioè, da quello che io conosco del tuo lavoro, che probabilmente non è tutto, è un po' come se Venezia spuntasse sempre un po' fuori, o comunque, magari poi mi sbaglio, poi c'è una produzione da illustratore, una produzione da artista, che forse Sì. sono anche due linee un po' diverse, però probabilmente in quella che ho visto magari da artista si vede molto Venezia perché è un'espressione anche di chi Sì. sei, fa parte di te. Sì, No? è vero, ti ringrazio di questo. Sì, io ho un po' due strade, una appunto più artistica che faccio con le gallerie, questa Garance Marion e altre, questa esperienza in Cina, e poi il lavoro da illustratore. Però sto cercando di far congiungere queste due strade il più possibile perché mi piacerebbe appunto lavorare sempre più in un modo più libero e artistico. E quindi sì, si vede, ogni volta che più posso esprimermi, più si vede. E si vede secondo me nei colori, magari i colori dei mattoni della città, l'acqua della città e anche nelle texture, perché io ho sempre amato tutte le macchie, le texture dei muri di Venezia, i muri scrostati, che se tu li fotografi sono già un quadro, perché cioè, sono incredibili. E quindi nei disegni io metto sempre delle texture che faccio io, poi le scansiono e le ficco dentro il disegno per dargli un po' di vibrazione, ecco. Quindi questo c'è e l'ho anche fatto vedere in Cina perché mi hanno chiesto di parlare dell'influenza del luogo in cui ti trovi, quindi ho spiegato questa cosa e in Cina, per esempio, a proposito dei colori, a me ha colpito un verde particolare che per me, io lo chiamo verde Angiou, che non si chiama così ovviamente, che è un verde tipo latte e menta, che era presente in tutta la città. Cioè io sono proprio diventato ossessionato da questo verde e sai, tipo latte e menta. Tipo il Gelato. matcha. No, No. quello è un po' più scuro, tipo il gelato proprio della gelateria, menta. Quello là, quel colore là. Ed era perché la città è veramente piena di natura, non con questo verde, ma quasi.
E quindi nelle rappresentazioni grafiche illustrative della città, in tutti i packaging, loro lo mettono dovunque. Quindi io lo vedevo sempre, ma poi iniziavo anche a vederlo nelle magliette delle persone, ho detto ma qua c'è sto verde dappertutto e ho iniziato a metterlo nella produzione artistica, perché all'inizio avevo iniziato a usare un verde normale per la natura e poi invece l'ho cambiata con questo verde. Quindi è caduto a fagiolo con quello che mi aveva chiesto la scuola, gli ho spiegato, vedete, io qui sono influenzato da questo verde, a Venezia da quello che ho detto, e quindi anche voi sarete influenzati dalla città che vi circonda, eccetera. Ma mentre parlavi stavo guardando un po' di immagini che ci avevi inviato in anteprima di varie locandino, che può essere appunto tue opere d'arte, ma ignorantissima domanda, ma tu usi mezzi digitali, usi ancora mezzi fisici, cartacei, usi l'acquarello, cioè come Tutti e funziona? due. Ah, tutti e due. Cioè E come sono funziona il tuo contento. mix? O è se è un segreto, No, diccelo. no. Se no, Esatto. se no, no, come funziona il tuo processo Beh, artistico? Le uso tutti e due Ok. e sono molto contento che tu me lo chieda, perché appunto vuol dire che si amalgamano bene. Infatti io ho passato tantissimi momenti di crisi, come tantissimi, tutti noi illustratori ci chiamiamo per le crisi Ok. di stile, di budget e anche esistenziali, di dire ho sbagliato tutto, la prossima vita faccio l'avvocato. Non lo so, in questo momento mi sa che l'avvocato chiama il suo amico avvocato, la prossima volta faccio l'illustratore, secondo me, il mondo avvocati Italia. Perfetto. E quindi sì, perché ci sono... Allora, i disegni a mano mi piacciono tantissimo perché ma non solo perché sono a mano, ma perché la mano comunque rimane la cosa più intima tua, nostra, e quindi attraverso la manualità veramente hai il tuo unico segno. Anche se usiamo tutti noi adesso la matita, la usiamo in un modo diverso. Se invece usiamo tutti noi un pennello di Procreate o di Photoshop, è quello il pennello. Poi sì, certo, io lo posso usare in un modo più tecnico, però quello è il pennello. Quindi io quando uso invece la matita vera, vedo che la uso nel mio modo. Cioè se io faccio un personaggino con la matita, mi piace subito. Se invece lo faccio con i pennelli digitali, anche se è fatto a modo mio, lo rifaccio 3 volte prima che mi piaccia, perché vedo che manca un pezzetto di spontaneità. E quindi quando disegno a mano sono sempre contento, ma per una questione tecnica, per il lavoro, perché comunque la tecnologia evolve, oggi appunto poi intelligenza artificiale. Hai toccato un elefante nella stanza che sì. volevo... Poi se Volevo volete giusto, ne ma lì parliamo. magari esatto, lasciamo un piccolo pensiero finale, volevo lasciarlo Sì. come finale. E ovviamente la tecnologia è super utile e anzi è indispensabile, è ovvia, è come appunto quando è arrivata la fotografia, cioè non puoi pensare di non usarla, e quindi naturalmente ci aiuta a velocizzarci, ma può anche essere usata in un modo, c'è modo e modo. Cioè se io utilizzo, come dicevo prima, il programma Illustrator, che è un programma molto grafico, con le basi e le regole base del programma è ovvio che farò delle cose uguali ad altre, ma se io ci metto il mio modo di usarlo, uso uno strumento tecnologico a modo mio, e questo vale per tutti i programmi. Quindi io uso i programmi digitali ma a modo mio, quindi ci metto dentro dei pennelli che costruisco io, scansionando la macchietta della matita che poi io la trasformo in un pennello che è mio, oppure faccio il disegno a matita vera, lo scansiono e dopo lo coloro con il digitale, sempre con quelle famose texture di prima, che quindi è un mix che a volte non si capisce bene cosa sia. E questo mi piace tanto perché mi dà la velocità di fare una che è adeguata al mondo del mercato in cui lavoro, e però anche la possibilità di modificarla se il cliente mi chiede. Se mi chiede di cambiare il colore dello sfondo, io lo cambio. Invece se l'ho fatto un dipinto ad acquerello, sei fregato. Lo cambi con meno piacere. Lo cambi con meno Con piacere. molto meno piacere. Ma infatti cioè, è bellissimo il disegno d'acquerello, ma per me è un altro tipo di campo. O è arte, oppure io ho degli amici, c'è un amico francese che è bravissimo illustratore spaziale, si chiama Jean Malat, è anche nella galleria, giovanissimo, maledetto, e lui fa tutto a mano e basta, acquerelli, ed è proprio un drago, bravissimo. Lui, vedi, gli cambia il tipo di lavoro, cioè lui non avrà mai i clienti che ho io, perché non gli puoi mai chiedere una copertina di un magazine come me
in meno di una settimana, perché lui la dovrebbe fare ad acquerello, è impossibile. E in più nelle copertine, nei lavori che faccio io, ci sono sempre tante modifiche che lui non potrebbe fare, o meglio le può fare, ma deve magari fare un pezzo di disegno, poi scansionarlo, poi con Photoshop montarlo, e quindi vuol dire che tu nel modo in cui disegni selezioni anche i tuoi clienti. Allora, il modo che ho trovato io mi dà modo di fare cose artistiche quando posso e cose più, non so, commerciali, veloci. Scendere a compromessi Sì. commerciali. Esatto. Che comunque, anche lì, giustamente Sì. come dici tu, è un altro settore, perché Sì. se il cliente chiede una cosa e poi all'ultimo si sa, anche non solo nel tuo settore, in molti altri, il cambio di lestro del CEO o qualcos'altro, tocca farlo, perché alla fine, purtroppo, Sì. per fortuna, a volte il cliente ha sempre ragione, in qualche sì. caso. Giustamente tu offri un servizio. Invece dall'altra parte artistica, Esatto. come hai detto, è una cosa che scegli tu, e quindi l'acquarello che metti tu è il tuo acquarello e rimane quello. Esatto. Allora io vorrei andare verso la conclusione, a meno che Marghe non abbia altre considerazioni. Scegliamo. Sei sicura? Non hai altre curiosità? Un'ultima? Perché io invece voglio parlare dell'elefante nella stanza e lo vorrei lasciare come conclusione. Anche io voglio parlare di quello, vai. Allora, chiedilo tu. No. Allora, parliamo dell'elefante nella stanza. L'hai citato. L'abbiamo già chiesto anche in altri settori. Indubbiamente bisogna parlare delle AI. Sì, ma ti posso chiedere anche cosa ne pensi, ovviamente in maniera personale, però quello ovviamente lascia il tempo che trova, nel senso che ognuno è inevitabile che non è una cosa, come hai detto tu giustamente, la fotografia non è che appena uscita la fotografia basta, la fotografia ci ha rubato il lavoro dei ritrattisti. Sì. Come la implementi? Secondo te come cambia, o come sta cambiando, come cambierà il tuo settore in specifico? Andrà a togliere, andrà a migliorare, andrà a sostituire? Chi lo sa? Faccelo sapere. È difficile. Allora, all'inizio non ero preoccupato. Poi ho passato un momento in cui ero preoccupato e oggi ho trovato un equilibrio. Che interessante comunque. Sì, all'inizio ho detto no, vabbè, tanto... Ma guarda che brutte immagini si che sta vede che sono facendo. delle immagini brutte, poi si vede che prende tutte delle immagini del web e le mescola, quindi non è legale, verrà fuori, come è venuto fuori, che non è legale, quindi non si può fare, e basta, finita lì. Poi invece ho visto che hanno migliorato e c'erano dei disegni molto interessanti, e quindi ho detto, ok, moriremo tutti. Maledetto Nick Carter, come dicevano in un Esatto. fumetto. E poi invece oggi sì, mi sono fatto un'idea. E allora, intanto la battuta che vorrei fare è che mi viene un po' da ridere, perché noi esseri umani usiamo sempre la tecnologia per fare le cose divertenti e non le cose faticose. Cioè, non è che abbiamo inventato l'intelligenza artificiale per fare le pulizie, ma la usiamo per fare arte, capito? Cioè, questa è solo una battuta, però per dire... Però in effetti Cazzarola, cioè nel senso... fighissimo, perché io mi diverto a utilizzarla e a fare degli esperimenti visivi che io non disegnerei, quindi come gli altri. ti aiuta anche nel brainstorming, Sì, magari. gioco, ma mi sono chiesto questa cosa, ma inventatene anche una che ci pulisce casa, no? Vabbè, chiusa questa parentesi. Richiesta all'MIT. Sì. Io la utilizzo perché bisogna studiare le nuove tecnologie, bisogna implementarle, e la utilizzo come aiuto. Per esempio, utilizzo ChatGPT non a pagamento, come aiuto veramente tecnico per velocizzare certe cose. Quando devo scrivere un sacco di mail per rispondere a Work office, diciamo. Sì, praticamente anziché star lì a scrivere una mail che voglio scrivere con attenzione e mi prende 20 minuti e magari ne devo rispondere a 5, siccome non è la mail della mia vita, ma voglio solo rispondere bene per essere gentile, io scrivo una mail molto veloce e gli chiedo di sistemarla. Questa cosa la utilizzo e, come vedi, non c'entra con il disegno. Però Quindi... c'entra comunque col lavoro, perché però parte c'entra con di il lavoro, il mio public lavoro. relationship con i tuoi clienti. Esatto. Certo. Poi a volte mi è anche capitato di provare a fare dei brief, cioè avevo delle idee e ho scritto: io ho questa idea per questa illustrazione, con questo voglio fare questo, con questo elemento, con questo elemento, come ti sembra questa idea? Mi puoi aiutare a migliorarla? Di solito diciamo che non si allontana molto da già l'idea che avevo io,
però magari a volte mi ha aiutato a dire ah sì, posso sistemarla così, ma non ho mai trovato l'idea del secolo. E secondo me questa cosa qui può essere che funzioni meglio con la versione a pagamento e forse anche per altri settori, perché ancora una volta io penso che l'idea artistica sia una sfera molto intima e che quindi quel guizzo in più ancora non ce c'è, l'abbia, non su ce questo l'abbia. concordo, è vero. Sì, perché fa cose molto standard. Poi appunto proprio per giocarci, divertirmi e scoprirla ho fatto tanti esperimenti, ho provato a fare delle immagini sia con Midjourney sia con ChatGPT, con tutte, ma proprio per giocare, per fare cose che io non disegnerei mai, iperrealistiche, cose assurde, ed è molto divertente. Quindi anche lì non lo trovo un lavoro, lo trovo un gioco, è un gioco divertente, molto bello. Poi ho visto che effettivamente oggi, per arrivare al concreto, la tecnologia si è sviluppata moltissimo e può realizzare dei disegni davvero ben fatti. Secondo me, sì, certo, cambierà il nostro lavoro, ma io non credo troppo, perché già oggi esiste questa differenza. Cioè, se tu sei un cliente che è acculturato, appassionato e che ha del budget, hai un tipo di approccio per un progetto, cioè tu vuoi il libro disegnato da quell'illustratore perché ti piace tantissimo come lui disegna E dà valore aggiunto. dà valore aggiunto e ti piace anche magari la sua storia. Se invece tu non hai tanto budget e devi fare dei progetti per venderli, come già succedeva prima, non cambia niente, perché in tutti questi anni esistono delle banche dati di immagini, come esistono le banche dati delle fotografie. Certo, dei famosi modelli, no? Che poi sono Sì. usciti il meme, Ma quelle sì, cose lì. ma anche per i videogiochi so che ci sono, che quando tu fai dei videogiochi ci sono tutte le banche dati i palazzi, gli alberi, e alla fine che cavolo ti cambia se quell'albero l'ha fatto un mega designer o se è una banca dati? L'importante è che il gioco sia bello. È la stessa cosa, se tu devi fare 5 copertine di un progetto molto commerciale, di una serie di libri di Amazon, ma già prima prendevano le foto in queste foto o disegni in queste banche dati, quindi non chiamavano me. Oggi è la stessa cosa, ma anziché prendere l'illustrazione dalla banca dati, la fanno loro con con l'intelligenza artificiale. Quindi in realtà non ho perso quel cliente perché non ce l'avevo già prima, mentre i clienti acculturati, appassionati, credo e spero daranno valore ancora agli illustratori. Però non so come, ma sicuramente in qualche modo comunque cambierà. Cioè, ho visto che c'è un calo di lavoro nel nostro settore e secondo me si deve un po' assestare. Anche per quello, per fortuna l'ho sempre fatto di mia passione, ma sono ancora più contento e convinto di cercare di spingere il mio lato più artistico, perché appunto è quello che mi piace di più. Secondo me una persona che vuole comprare un tuo dipinto, una tua decorazione, una tela illustrata, lo vuole perché è proprio un oggetto che ha fatto qualcuno, che ha un'energia, e quindi questo è quello che non morirà mai, e quindi bisogna puntare su questo. Poi è sicuro che sta cambiando, ma è un po' difficile adesso da vedere, da gestire. Sì. E non spegne l'immaginazione, tipo, perché tu siamo partiti proprio da come te ti sei avvicinato al disegno, come te hai scelto questa cosa, che è una sfera che ti ha preso da bambino, no? Sì. Imparare a scrivere, Allora, vabbè, non è che magari te ti preoccupi di questa cosa, però magari il rischio, no, può essere che se prima i bambini continuavano a disegnare, quindi poi imparavano, come hanno la maggior parte delle persone imparato a scrivere, perché Sì. per scrivere dovevamo scrivere, adesso forse neanche più quello, ci saranno meno aspiranti artisti, forse questo è un rischio? Speriamo di no. Secondo me dipende dall'educazione dei genitori e degli adulti, quindi della scuola, dei genitori, eccetera, perché io penso che è proprio nell'istinto dell'essere umano, del bambino, giocare, e dentro il gioco ci metto anche il disegno, perché io vedo che, cioè, tutti i bambini che vedo per loro è irresistibile l'idea di prendere dei fogli e disegnare. Ho fatto anche dei workshop di disegno con i bambini e tutti i bambini non vedono l'ora di scarabocchiare sui fogli. Quindi secondo me questo è proprio un istinto fisico del gioco.
Allora, secondo me, se noi andiamo in un mondo futuro dove usiamo come adulti la tecnologia per aiutarci a migliorarci la vita, fantastico, e i bambini li lasceremo giocare e disegneranno, e poi da grandi sapranno che avranno anche la tecnologia che li aiuterà per X cose. Se invece tu sei, per esempio, faccio l'esempio di un genitore, ma vale anche per altri, maestre eccetera, se tu invece gli metti subito in mano l'iPad e gli dici guarda, schiacci qui e generi 10.000 disegni, è chiaro che anche quello è un gioco e lui gioca con quello. Quindi secondo me dipende dalla nostra cultura del futuro di continuare ad insegnare a scrivere e a disegnare, ma infatti se ci pensiamo anche noi, cioè è da tantissimo che non scrivo a mano, tra virgolette, perché nel mio lavoro scrivo perché a volte nei disegni metto delle scritte, però per esempio tornato dalla Cina ho scritto delle lettere e una cosa così è da tanto che non la facevo, perché noi scriviamo sempre col cellulare o col computer, quindi ad esempio ce ne dimentichiamo, ma anche noi stessi oggi non scriviamo a mano delle frasi, dei biglietti. Sì. Io ho disimparato totalmente a scrivere. Nei ultimi esami penso che sia cirillico, proprio orrenda la mia scrittura. Quindi vedi, stampatello maiuscolo. Ma infatti anche io scrivo, ma perché questa è una cosa un po' del disegno, io scrivo in stampatello maiuscolo perché è come scrivo quando faccio delle scritte per i disegni. Quando ho scritto queste lettere mi sono sforzato di scrivere in corsivo. Mamma mia, eretico, non ce la farei. Io in questo momento non ce la farei, eretico. Sì. E quindi secondo me vedi che ci caschiamo anche noi, cioè dobbiamo dire, certo che il computer è una figata e anche il telefono, però non mi devo dimenticare del piacere di scrivere, perché non è solo una cosa vecchia, secondo me è una cosa umana, molto di cuore. Basta. Però far giocare i bambini. Sì, far giocare i bambini. Facciamo giocare i bambini anche a calcio a Murano. No, lo diciamo che abbiamo parlato delle ultime puntate. No, a parte scherzi. Comunque, noi ti ringraziamo per essere stati qui con noi oggi. Secondo me è stata una puntata molto interessante, piena di spunti, non solo per chi vuole diventare in futuro un professionista del tuo settore, dell'illustrazione e non. E speriamo di venirti a trovare in galleria, vedere le tue opere. E questo è Caigo Podcast. A presto. Grazie. Bello. Figo. Molto Bello, bello. ci hai raccontato un sacco di cose belle. Sì, mi sono dimenticato di dirti una cosa che diciamo sempre, ma ero emozionato anch'io per Margherita. No, scherzo. E no, ne facciamo sempre, ogni volta che ne facciamo una puntata.